È un'opera molto attesa perché credo tutti sappiano che è da 50 anni che l'aspettiamo. Mi viene da dire che fortunatamente tutti gli investitori industriali, artigiani, commercianti, insomma, ci hanno creduto per avere la continuità e insomma, reinvestire continuamente e portare ricchezza alla comunità di Casier. La preoccupazione della viabilità che noi nella frazione d'Osson naturalmente eravamo insomma, non in grado di risolverla se non si sbloccava questa situazione del Terraglio Est, che per carità se ne voglia dire quello che si vuole, però se abbiamo una comunità, una crescita, dobbiamo pensare anche di sviluppare per gli operai, per i dipendenti, per chi arriva da fuori, di avere anche una comunicazione abbastanza veloce, perché qui io faccio un paragone per far capire subito. Noi abbiamo una zona industriale di come aver fatto un palazzo con sole finestre senza porte, perché si doveva e dovevamo crederci fin dall'inizio che si doveva sbloccare questa situazione. Questa fortunatamente si è sbloccata e dunque io ne sono fiero perché ci ho creduto fino dal primo giorno che mi sono insediato da sindaco e dunque poi insomma ringrazierò tutti quelli che insomma hanno sostenuto di portare a compimento questo passaggio.